Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Il ministro Piantedosi promette più uomini e mezzi per contrastare l'escalation di criminalità a Palermo. In città però c'è grande preoccupazione per gli ultimi episodi di violenza. All'indomani della commemorazione del 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio si alza il tono dello scontro politico. Sullo sfondo la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. C'è un catanese originario di Fiumefreddo tra i due italiani rinchiusi nel centro migranti Alligator Alcatraz in Florida. Sul caso si muove la Farnesina. A Palermo risarcimento milionario per i familiari di un paziente deceduto al Policlinico a causa di un'infezione contratta in ospedale nel 2012. Caldo record con temperature vicine ai 50 gradi atteso nelle prossime ore in Sicilia orientale. Piano d'emergenza contro eventuali blackout a Catania. Si cerca refrigerio tra il mare della Playa e quello della Scogliera. A Siracusa gli albergatori segnalano un calo di presenze nelle strutture ricettive. Si ridimensiona il caso del disabile investito sulle strisce pedonali a Catania, né pirati della strada né omissione di soccorso, ma il ragazzo resta ricoverato con le dita di un piede fratturato. Musica, Lazza infiamma la Villa Bellini, pienone per il concerto del rapper milanese a Catania. Calcio, il Palermo attende Palumbo dal Modena, la squadra prosegue il ritiro in Val d'Aosta. In Serie C il Catania punta il bomber Tumminello, movimenti di mercato anche per Trapani e Siracusa. Buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Cominciamo con le notizie che arrivano dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che annuncia un rafforzamento di uomini per sorvegliare meglio la città di Palermo. C'è però grande preoccupazione nel capoluogo per gli ultimi episodi di violenza. Il servizio di Marco Gullà. La città di Palermo avrà più agenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ieri presente durante la commemorazione della strage di Via D'Amelio, sollecitato sul tema sicurezza in città, ha rassicurato cittadinanza e istituzioni sul rafforzamento del corpo di polizia per contrastare la microdelinquenza che negli ultimi mesi sta soffocando il capoluogo siciliano. Piantedosi ha annunciato più uomini per sorvegliare il territorio, ma al contempo ha precisato: i reati in città sono diminuiti e Palermo non è una città meno sicura delle altre, ma nel capoluogo c'è comunque apprensione e preoccupazione per gli svariati episodi di violenza che si sono susseguiti nelle ultime settimane, come quello in Via Alloro, nel centro storico, dove tra l'altro è rimasto ferito anche l'assessore Fabrizio Ferrandelli. Nonostante le denunce e l'identificazione di 4 degli aggressori del barista e dell'assessore, alcuni di loro o complici sono tornati alla carica, minacciando anche di morte il proprietario del bar. Una vicenda che quindi, nonostante le denunce e il clamore mediatico, non si è ancora conclusa, e questo deve far riflettere sulla pericolosità di alcuni balordi che continuano a delinquere nonostante siano già stati identificati. E poi le aggressioni quasi all'ordine del giorno ai danni di turisti e i tentati stupri. Ma davvero Palermo è meno pericolosa di altre città, come ha detto il ministro Piantedosi? E non si ferma la polemica il giorno dopo la commemorazione del 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nel quale morì il giudice Borsellino. Sullo sfondo lo scontro politico sulla riforma della giustizia. Il servizio di Manlio Viola. Alla fine l'appello di Salvatore Borsellino, che non voleva né politici né istituzioni in Via D'Amelio, è caduto quasi nel vuoto. C'era il segretario del PD Ellis Klein al momento del silenzio, c'era Arianna Meloni insieme a 2 ministri, 2 sottosegretari, 2 presidenti di commissione in serata alla fine della fiaccolata a deporre una corona di fiori. Paolo Borsellino è patrimonio di tutti e impedire il ricordo non è cosa fattibile, ma la polemica continua a regnare sovrana. All'indomani della commemorazione del 33esimo anniversario di quella strage, lo scontro fra destra e sinistra, fra governo e magistrati, sale di tono. Martedì infatti arriva in seconda lettura la riforma della giustizia, quella che separa le carriere fra magistrati inquirenti e giudicanti, insomma fra PM e giudici. Da Fratelli d'Italia arriva il nuovo riferimento affidato stavolta a Galeazzo Bignami, una riforma da fare in nome di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, in memoria di chi ha perso la vita, ma anche perché, come Borsellino, è stato tradito dai suoi stessi colleghi. Una riforma che cancella la spartizione del CSM in partiti, rincara la dose Maurizio
Gasparri da Forza Italia, che parla ancora di una legge che sarà approvata nonostante i tentativi di sabotaggio dell'Associazione Nazionale Magistrati. Per la sinistra estrema di Fratoianni ormai la destra si ricorda della mafia 2 volte l'anno, il 23 maggio e il 19 luglio, mentre per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte non bisogna mollare nella strada della ricerca della verità sulla strage Borsellino. Quella verità che i magistrati di Caltanissetta stanno cercando, accusando adesso pezzi del pool antimafia di allora. Un ultimo passaggio, questo, al quale non crede proprio Salvatore Borsellino. C'è un'ultima ora, un uomo è stato accoltellato all'addome con 2 fendenti nel centro abitato di Scoglitti, in provincia di Ragusa. L'uomo non è in pericolo di vita, sembra che l'episodio sia avvenuto dopo l'1:30 al centro dell'alterco tra i due, probabilmente uno sguardo di troppo alla donna di uno degli uomini, indagano le forze dell'ordine. E adesso ci occupiamo del caso Alligator Alcatraz, il centro di detenzione per migranti illegali in Florida. Ci sarebbe anche un catanese tra i 2 italiani rinchiusi, si tratta di Gaetano Cateno Mirabella Costa, originario di Fiumefreddo. Sul caso c'è l'interesse del Ministero degli Interni, il servizio di Francesco Triolo. Ci sono anche 2 italiani ad Alligator Alcatraz, il nuovo centro di detenzione per migranti illegali che sorge sulle paludi della Florida, descritto come un campo di concentramento. Uno di questi è Gaetano Cateno Mirabella Costa, di 45 anni, originario di Fiumefreddo nel Catanese, che però vive in Florida da alcuni anni. Il 3 gennaio scorso, come emerge dal sito dello sceriffo della contea di Marion, è stato arrestato per possesso di droga e liberato qualche giorno dopo. Il 17 marzo è stato nuovamente arrestato e poi rilasciato il 22 marzo. Non è chiaro però quando sia stato portato nel centro della Florida. Il carcere di Alcatraz Alligator, dove si trovano i 2 italiani, più volte è stato al centro di accuse di condizioni disumane ed è stato fortemente voluto da Trump per mostrare il suo pugno duro contro i migranti. Il presidente lo ha visitato e, pur ammettendo che è un centro controverso, ha sottolineato che non gliene frega nulla. Potrebbe essere più duro della vera Alcatraz, ha aggiunto. Sul caso c'è l'interesse del Ministero degli Esteri, il Consolato Generale d'Italia a Miami e l'ambasciata italiana a Washington. Ha fatto sapere la Farnesina: stanno seguendo la vicenda con la massima attenzione, mantenendosi in costante contatto con i familiari dei connazionali e continuando ad interessare le autorità dell'Immigration and Customs Enforcement per reperire informazioni aggiornate sullo stato di salute dei connazionali e sulle tempistiche previste per il loro rimpatrio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani e la Farnesina comunicheranno se ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda. Cambiamo argomento. Il Policlinico di Palermo dovrà pagare oltre €1 milione alla famiglia di un paziente deceduto nel 2012 a causa di un'infezione contratta proprio in quell'anno in ospedale. Il servizio di Manlio Viola. Ucciso da un batterio contratto durante un intervento avvenuto all'ospedale Policlinico di Palermo. Per la morte di un 70enne deceduto il 1 aprile del 2012, l'ospedale dovrà adesso risarcire la famiglia con ben €1.200.000 al culmine di una battaglia legale durata 13 anni. Secondo il Tribunale, il contagio avvenuto in sala operatoria non può essere considerato accidentale, ma è frutto di una serie di errori clinici. Ciò anche in virtù della pericolosità dell'agente patogeno noto come il batterio killer. Ma esistono anche una serie di errori effettuati dopo il contagio nel lungo calvario che ha portato alla morte del paziente. Secondo il giudice, l'assistenza ricevuta in tutto il periodo della malattia è stata caratterizzata da errori e ritardi tali da compromettere in modo determinante le condizioni del paziente, già fortemente critiche. Dunque, nonostante l'età e le condizioni sanitarie critiche, il Tribunale ha ritenuto che vada superata anche la cosiddetta tabella dei risarcimenti, una sorta di conteggio che valuta il valore di un essere umano in virtù della sua età, della produttività residua, del suo carico familiare e che viene applicata ormai da decenni da tutti i tribunali italiani. Dati che non possono valutare la vita umana, secondo il Tribunale di Palermo, che ha dunque disposto il risarcimento milionario. E adesso ci occupiamo del caldo. Un'intensa ondata di calore sta interessando la Sicilia sud-orientale, le temperature sono in salita, si manterranno alte sino a venerdì, previsti anche picchi di 50 gradi in alcune zone appunto della Sicilia orientale. Caltanissetta ed Enna sarebbero le città più colpite, ma anche Catania, soprattutto nella zona della Piana e Siracusa. Per il sovraccarico della rete elettrica potrebbero verificarsi anche dei blackout, così l'Enel ha predisposto un piano di emergenza. Ci racconta tutto Adelaide Barbagallo.
Luglio ci lascerà con una zampata di caldo africano, la colonnina di mercurio sta già salendo e non sarà facile sfuggire alle temperature roventi che ci accompagneranno almeno sino a venerdì. La più colpita è la fascia sud-orientale della Sicilia, ma non sarà come la drammatica estate di 2 anni fa, quando il mese di luglio è stato segnato quasi per intero dal bollino rosso. La differenza fondamentale dovrebbe risultare nel ruolo che le brezze avranno nel limitare l'aumento delle temperature, soprattutto sulla costa ionica e sulla costa tirrenica. Nelle aree interne, soprattutto nella piana di Catania, sono previste temperature anche fino a 44-45 gradi. Ad Enna e Caltanissetta si sfioreranno i 44-45 gradi, a Catania e Siracusa si viaggerà intorno ai 40-41. Floridia, con molta probabilità, non vedrà battuto il record dei 48,8 gradi registrati nell'agosto del 2021, ma farà ugualmente caldo. Si boccheggerà anche la notte con temperature che si manterranno intorno ai 29-30 gradi. Se le aziende sanitarie comuni interessate dall'ondata di calore stanno predisponendo presidi medici e rifugi climatici per le persone più fragili, l'Enel ha predisposto un piano d'emergenza. Si temono distacchi di energia elettrica per i tanti condizionatori accesi e per le alte temperature. Tecnici, operai, squadre di pronto intervento, gruppi elettrogeni e power station sono pronti a intervenire. 2 anni fa interi quartieri di Catania sono rimasti a lungo senza energia elettrica e anche senza acqua. Dal 2023 però sono state create altre linee per evitare il peggio. Il consiglio di buon senso per tutti è quello di utilizzare con intelligenza i climatizzatori, non settarli a temperature troppo basse e non accenderli in tutta la casa. Il rischio è anche quello di ricevere bollette salate. E da Siracusa arrivano allarme degli albergatori che registrano minori soggiorni in città rispetto allo scorso anno. Il servizio di Francesco Loi. Poco più di 148.800 pernottamenti a giugno, oltre 8.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2024, in percentuale meno 5,5. È il dato sui turisti a Siracusa, numeri che, se proiettati al futuro, fanno preoccupare. Ad inizio anno le prospettive erano più che buone, ma adesso qualcosa è cambiato. Questo è quello che ci preoccupa fortemente, perché sono gli italiani che hanno perduto così il desiderio di venire nella nostra città. I turisti ci sono sempre, sì, ma non più come prima. Le cause potrebbero essere diverse, da quelle più generali come il caro voli a quelle più locali come prezzi troppo alti, carenza di pulizia e servizi. Questo sicuramente incide, perché vede, ormai Siracusa è negli occhi del mondo e quindi non possiamo assolutamente sgarare. Occorre quindi fare il punto della situazione per capire cosa sta accadendo e come intervenire. Secondo CNA il calo del turismo raggiunge picchi anche del 25% rispetto allo scorso anno. Ragione per cui noi come CNA Siracusa per fine stagione vogliamo organizzare gli stati generali del turismo, coinvolgendo tutti gli imprenditori, le associazioni di categoria, la politica. La bella stagione comunque è ancora lunga. In Sicilia, si sa, dura sempre di più. Quindi un po' di ottimismo e chissà che il trend non torni in positivo. Adesso vi mostriamo le immagini di Praiola, eccole come si presentano le acque di uno dei costoni più affascinanti della Riviera Ionica. Le correnti che da nord spostano verso sud i liquami li conducono sino ai comuni di Riposto, Fiumefreddo, Giardini Naxos, Fondachello, Pozzillo, e la Capitaneria di Porto di Riposto, più volte allertata da tempo, combatte questi episodi che danneggiano anche il turismo, certamente, vedete. Non è un bel vedere. E adesso restiamo in zona mare, perché la sfida poi in questo periodo con il caldo asfissiante a Catania è sempre tra la sabbia o il litorale roccioso. Quale preferiscono i catanesi? L'ho chiesto a tutti. Desiree Ferlito. Sto bene al mare. Sabbia finissima, scogli selvaggi, qualunque sia il vostro stile, sull'isola non manca nulla. Ma i catanesi cosa preferiscono? Una sfida all'ultimo tuffo tra il litorale sabbioso della Playa e la famosissima spiaggetta nera di San Giovanni Licuti. Pro e contro per tutti i gusti. San Giovanni Licuti, decisamente.
non c'è paragone. Io vengo qui alla playa, è più comodo. Quali sono i vantaggi della spiaggia? La comodità per entrare in acqua, quindi non fa male ai piedi, per la bambina è comodissimo, lei può stare anche lì in riva. A sabbia non mi piace. Sicuramente i bambini hanno il ritrovo più importante, poi diciamo ci si riesce a rilassare, va, a differenza degli scogli. Senza nelle gode. L'acqua è più pulita, c'è un po' di aretta come sento questa mattina nella playa. Sta cupa, si muore dal caldo. Sicuramente lo spazio non basta mai, non basta qui sulla spiaggia, figuriamoci sugli scogli. Assolutamente San Giovanni Liguri. La playa, perché i bambini sono al sicuro qui. Sugli scogli come fanno i bambini? Dipende da cosa si apprezza. Qui vediamo il fondo del mare, alla playa non lo vediamo. Chi l'ha detto? È trasparente l'acqua stamattina. La sabbia lascia addosso quel pochino di impaccio. Non è importante, c'è la doccia per questo, tranne che non si vogliono lavare. La playa più comoda per i bambini. Della scogliera si apprezza di più la qualità dell'acqua, ad ognuno i suoi gusti. Basta trovare il proprio angolo di paradiso. E adesso torniamo sulla storia che vi abbiamo raccontato ieri del disabile investito sulle strisce pedonali. Nessuna omissione di soccorso, ma solo lesioni personali. Dunque si ridimensiona e cambia la ricostruzione dell'investimento che ha coinvolto appunto il giovane con disabilità intellettive. Ci spiega tutto Eva Spampinato. Nessuna denuncia per omissione di soccorso, ma per lesioni personali. È una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata dagli assistenti sociali dell'associazione Controvento. La triste vicenda del giovane con difficoltà intellettive investito da un'auto che è passata con il rosso mentre attraversava le strisce pedonali alla circonvallazione di Catania assume contorni differenti. La storia, che ha scosso le coscienze, fatto il giro dei social, è diventata in poche ore simbolo di disumanità, potrebbe ridimensionarsi ad un incidente brutto, malaugurato, ma non simbolo di disprezzo o abbandono. Secondo fonti investigative, a travolgere Salvo sarebbero stati 3 giovani e non 2 adulti con una bambina, che, contrariamente a quanto si era pensato, si sarebbero fermati, avrebbero prestato i primi soccorsi a Salvo, gli avrebbero offerto dell'acqua e lo avrebbero persino invitato ad andare in ospedale, invito che lui avrebbe rifiutato, facendosi lasciare davanti alla sede del laboratorio che doveva svolgere. È venuta una ragazza e ci ha chiesto del ghiaccio, gliel'abbiamo dato. La ragazza lavora al centro. Nessuna notizia al momento dalle telecamere della zona, quelle del bar accanto alla sede della cooperativa dove Salvo è stato lasciato con 20 euro in mano, non raggiungono quell'angolo. Poi successivamente ci hanno chiesto di visionare le telecamere, però non si vede niente. Intanto Salvo è stato operato ieri mattina al Cannizzaro di Catania per la frattura al piede destro e non ad entrambi i piedi, dall'equipe di ortopedia diretta dal dottor Gianfranco Longo. La prognosi è di 30 giorni. Mentre le indagini vanno avanti e le telecamere sparse lungo la circonvallazione vengono passate al setaccio, resta l'amarezza per un episodio per il quale l'opinione pubblica adesso cerca la verità. E adesso vi diamo notizia di un incidente avvenuto a Palermo. 7 persone sono rimaste ferite nello scontro tra 3 auto in corso Calatafimi all'incrocio con via Regione Siciliana a Palermo, coinvolte una Jeep Renegade, un Opel Agila su cui viaggiavano 5 persone e una Volkswagen Polo che procedeva nell'altro senso di marcia e che è stata investita dalla Jeep che è finita contromano. 2 automobilisti sono stati sbalzati dalla vettura e i feriti sono stati trasportati negli ospedali Ingrassia, Villa Sofia e all'ospedale civico sempre a Palermo. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di una rassegna a Punta Secca nel Ragusano con la rassegna appunto che si intitola Libri da amare. Tra gli ospiti in programma Arianna Mortelliti che ha presentato il suo ultimo romanzo, Quel fazzoletto color melanzane. Sulle orme del nonno Andrea Camilleri intreccia il giallo al dramma familiare. Il servizio. Sotto la luce del faro di Punta Secca, accanto al mare e a pochi passi dalla famosa casa del commissario Montalbano, celebre protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri, la nipote Arianna Mortelliti ha presentato il suo ultimo romanzo. Tra gli ospiti in programma della rassegna Libri da amare, con quel fazzoletto color melanzana segue le orme del nonno, in un romanzo intrecciato di giallo e dramma familiare. L'ultimo anno della vita di nonno io l'ho passato a stretto contatto con lui perché mi ha chiesto di supportarlo nella stesura dell'autobiografia
Autodifesa di Caino, che è la prima opera uscita postuma, e quindi ho potuto vedere come si scriveva un libro, diciamo, dall'inizio alla fine, e quindi sicuramente questa esperienza in cui ho potuto vedere dal migliore, da mio nonno, come si scrive un libro, sicuramente mi ha aiutato moltissimo, per cui un anno dopo la sua scomparsa ho provato anche io questa esperienza. Con una prosa elegante e sobria, ricca di dettagli emotivi e psicologici, protagonista del racconto è Lara, che con la morte dei genitori torna al suo paese di origine. Tra fotografie, lettere e appunti scopre un passato di cui lei non è a conoscenza. È una ricerca con una serie di prove, indizi e testimoni che alla fine la porteranno alla verità sul suo passato e anche sull'incidente dei genitori. Libri da mare proseguirà nei prossimi giorni con ospiti Attilio Bolzoni e Pietro Grasso. E adesso la musica con Lazza, che ha infiammato il pubblico della Villa Bellini, concerto sold out, oltre 9.000 presenze in un evento inserito nella rassegna Catania Summer Fest 2025. Servizio di Eva Spampinato. Pazzi per Lazza, anzi tutti lochi come la sua Locura, la hit che ha spaccato la Villa Bellini di Catania, come gli streaming nazionali, anche grazie al featuring con Laura Pausini. Villa Bellini sold out, 9.000 braccia alzate per uno degli eventi più attesi della Catania Summer Fest e per uno dei pochi artisti urban italiani in grado di coniugare l'energia di trap e rap con una solida formazione classica. Sul palco ieri il rapper milanese carico, nonostante la febbre a 38, ha superato anche qualche problemino tecnico iniziale, con grinta e ironia, parlando spesso con il pubblico. Sei un matto, fra. T'ho seguito, ti giuro, ho seguito pezzo per pezzo cosa stava succedendo qua oggi, Calzetta. Fate un applauso per lui, Catania. Tra luci e visual mozzafiato e una super orchestra, Lazza ha regalato una setlist da brivido, dalle nuove hit come Zeri in più e Molotov fino ai classici come 100 messaggi e Ferrari, cantati a squarciagola da un pubblico arrivato da tutta la Sicilia. Con la sua formazione classica e l'anima urban, Lazza unisce mondi diversi e li fonde in uno show totale, emozione, tecnica e tanta energia. E dopo tutta questa buona musica e tutte queste hit, noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, partiamo dal Palermo che continua il lavoro nel ritiro di Châtillon in Val d'Aosta, oggi altra amichevole prevista per i siciliani, Palumbo invece è atteso a breve in ritiro, il servizio di Marco Ulla. Allenamenti, sudore e sorrisi. Il Palermo prosegue la preparazione in ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta. Si conclude così la prima settimana di preparazione. I rosanero sono stati impegnati prima in una partita a tema sfruttata da Inzaghi per lavorare sulla tattica. Una squadra doveva segnare in 4 porticine, l'altra attaccava la porta regolamentare. Gol e occasioni. Tra i più attivi il centrocampista Jacopo Segre. Oggi per il rosanero altra amichevole contro una squadra di terza divisione svizzera. Sono stati dei primi giorni significativi, molto importanti, dove abbiamo trovato una persona e un allenatore subito propositivo, con voglia di fare, con un grande staff e noi adesso abbiamo la missione di farci trovare pronti e di mettere benzina sulle gambe per fare un grande ritiro, come stiamo facendo, e di prepararsi al meglio nelle prime gare ufficiali. Mercato, Palumbo nei prossimi giorni raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro in Valle d'Aosta. Al Modena andranno tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro più bonus, oltre a Di Mariano come contropartita. A confermare l'addio tra il numero 10 e i gialloblu è anche la sua esclusione dai convocati per il ritiro a Fanano, che ha preso il via ieri. Per la difesa è ormai cistana l'obiettivo principale di Carlo Osti.
Adesso parliamo delle siciliane di C, primo giorno di riposo nel ritiro di Norcia per il Catania che segue l'attaccante Tumminello e 2 centrocampisti dalla Ternana. Il Trapani invece ha ceduto Marino al Picerno, in arrivo un nuovo terzino in casa Siracusa. Ci fa il punto Sergio Colosi. Domenica di riposo per il Catania a Norcia dopo 5 doppie sedute di allenamento in una settimana. I dirigenti invece sono al lavoro per imprimere un'accelerazione al mercato, obiettivi da raggiungere in tutti i reparti. Per la difesa piace Davide Mondonico, 28 anni del Campobasso, club rossazzurro interessato a 2 centrocampisti esperti della Ternana, Andrea Vallocchia che Liverani vorrebbe trattenere e Salvatore Aloi in scadenza di contratto. Per l'attacco riflettori puntati su Marco Tumminello del Crotone, contesto da Salernitana e Benevento. In uscita Peralta è seguito dalle pugliesi Foggia, Monopoli e Casarano, Montalto più dalla Regina che dalla Casertana, proposte anche per De Rosa e Marsura. In casa Trapani il centrocampista Andrea Marino, in prestito al Lecco dallo scorso gennaio, è stato ceduto al Picerno. In entrata pronto un triennale per l'attaccante Alfredo Donnarumma, ex Ternana. Ritocchi in difesa e a centrocampo i prossimi obiettivi di Pavone. Domenica di riflessioni per il Siracusa. Il direttore sportivo Laneri dopo Farroni si è assicurato anche le prestazioni del terzino destro 21enne Simone Job dal Piacenza, dove nelle ultime 2 stagioni in D ha disputato 65 partite realizzando 4 gol. Convinto e pronto a legarsi alla Scafatese. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Non ci resta allora che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di domenica.